In lingua napoletana, quando qualcuno sembra essere indifferente a un richiamo, a una tentazione, a un'offerta vantaggiosa, si usa dire lascia stare, quello è fridde chiamata, è fridde chiamata. Tu gli hai fatto un'offerta straordinaria, insomma, una cosa veramente irrinunciabile, ma lui sembra non capire, non coglie lo stimolo, l'opportunità. In italiano sarebbe probabilmente, ecco, fa orecchio da mercante. Fridde invece in napoletano è ancora più bello perché proprio dall'idea della persona statica, congelata, fredda, non reagisce, è fridde con mano morta. Ma la parola fridde chiamate in generale però molto più spesso si usa in ambito sentimentale o se non addirittura in ambito sessuale e si riferisce soprattutto a quelle persone che magari per motivi caratteriali di timidezza sembrano essere indifferenti al richiamo dei sensi. Insomma, chi te l'ha fatta capire in tutte maniere, no? Ti ha fatto capire insomma che ti vuole, ma niente, ma is è frid e chiamata. Beh, in realtà esistono tanti sinonimi per esprimere questa, è un sempliciotto, è un puttulelli mamma, sta sempre insieme a mamma, che ne so, è un timido, è un insicuro, in napoletano è un pescetiere cannucce, ecco, è uno proprio che si è fatto acchiappare con la canna, che ne so, è un pesce bucaccia, un pesce a brodo, un pesce a zuppa, insomma c'entra sempre il pesce da queste parti, è un scurnus. Uno che nella storia di Napoli era veramente timido, scurnuso, era Friddi chiamato, era Salvatore Di Giacomo. Lui era direttore della Biblioteca Lucchesi Palli, una sezione distaccata della Biblioteca Nazionale di Napoli, quindi una persona di grande cultura, di fama nazionale, se non addirittura internazionale. Ma era Pottulelli mamma, sì, perché era figlio unico di madre vedova, poteva guardare a mammina, era arrivato ormai a 45 anni, rimanendo ancora signorino, come si diceva all'epoca. Beh, una studentessa viene a studiare, viene a fare la tesi di laurea alla Biblioteca Lucchesi Palli, Elisa Alvigliano da Nocera. La storia ci dice lei teneva 26 di anni, insomma quasi 20 anni di differenza, lui non ci pensava proprio, ma lei se ne innamora completamente e ci facette capire tutte maniere, ma lui sembrava essere indifferente al richiamo dei sensi, fino a che a un certo punto Elisa Alvigliano, sapete che fa? Insomma, cosa insolita per una donna di inizio Novecento. Prende carta e penna e scrive: oh, signor Di Giacomo, io vi amo, volete capire sì o no? E finalmente l'amore scoppiò. Se da un lato ci sono gli uomini freddi di chiamata, ecco, poi ci sono dall'altro i donnaioli, i seduttori, i sciupafemmina, insomma quelli che non se ne fanno perdere una, l'uomo è cacciatore, quando vera guaglia ha da sparare. È quello sciupafemmine che dice sempre la carne è debole, siamo fatti carne, e quindi in qualche modo cediamo facilmente alle tentazioni. Ci sono varie locuzioni che riguardano il Casanova napoletano. A capi sotto fa perdere la capa a capi coppa, questo è quasi uno scioglilingua, non lo voglio spiegare. Chi si mette paura non si cocca che femmina bella, questa poi è politicamente scorretta. La potenza e l'uomo è la vrachetta, vabbè, insomma lasciamo perdere, non voglio manco, chi le lascia i vrachette, è uno che insomma la apre e la chiude di continuo, diciamo così. Chi le tiene un appuntamento i vrachette, in questo caso diciamo è un convegno amoroso che certamente non sarà, ecco, un convegno, una riunione platonica. Però all'uomo farfallone, insomma sciupafemmine, puttaniere napoletano, io rammento sempre attenzione che poi nella vita insomma le cose si fanno e si subiscono e quindi noi sputanciele che un faccio ti torna. A Napoli non dimentichiamolo, fra i 52 coprotettori ce n'è uno che si chiama San Martino che protegge gli uomini traditi dalle mogli, i cornute. Quindi, anzi, la cosa più probabile che succeda a chi è tanto farfallone è che lui diventi un seguace di San Martino, anzi diventa, come diceva Pisano e Cioffi nella canzone Un accordo in fa, o priore San Martino, il che la processione San Martino, o più cornute tutto quanto. O calendario Napoli 2026, il calendario della napoletanità. Ogni giorno un cartello di Pasquale De Stefano, detto Pasquale Numarara, e un motto napoletano commentato sarcasticamente da
Amedeo Colella, che sono io. O Calendario Napoli 2026, perché i ritti antichi non falliscono mai.